Superare l'embargo russo per far sopravvivere la nostra economia. Secondo la Lega Nord, se l'Europa e l'Italia non sapranno risolvere in tempi brevi la crisi con Mosca, il Veneto è pronto a muoversi da solo. Noi puntiamo ovviamente a eliminare questo embargo, abbiamo sollecitato i nostri parlamentari, ma se loro non saranno disposti a fare questo ci muoveremo noi attraverso una rete diretta, quindi un rapporto diretto con la Federazione Russa. Se contro le oscillazioni dei mercati internazionali si può fare poco, se contro il maltempo che ha messo a dura prova turismo e agricoltura non ci si può che affidare al fato, contro l'embargo russo la situazione è diversa. La serrata decisa da Mosca fa malissimo anche alle imprese bassanesi e bisogna correre ai ripari immediatamente. Se non ci pensano a Roma è la conclusione del gruppo leghista in Consiglio regionale, il Veneto deve muoversi da solo. Se le istituzioni nazionali ed europee purtroppo non hanno il coraggio di disobbedire agli ordini della Merkel, ma in particolar modo agli ordini degli americani, la nostra economia non può aspettare i diktat dei burocrati europei, quindi dobbiamo sicuramente trovare delle soluzioni a questo problema. I numeri del nostro rapporto economico con la Russia sono tali che, se venissero a mancare, avrebbero l'effetto di un cataclisma. A causa di questo embargo abbiamo la nostra economia in ginocchio, in particolar modo l'economia legata all'agroalimentare. Abbiamo i consorzi che sono disperati, molti sono costretti a lasciare a casa i propri dipendenti e molte aziende veramente sono preoccupate perché il mercato russo potrebbe dirigersi verso economie emergenti come la Cina ma anche come la Turchia.